benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Riesi, nel Nisseno, arrestati in 4 per tentato omicidio nei confronti di 2 fratelli feriti a colpi di pistola in una spedizione punitiva a domicilio. Palermo, finisce in tribunale lo scontro politico sui contributi richiesti agli assessori dall'ex sindaco di Avola, oggi parlamentare di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, ora iscritto nel registro degli indagati. L'emergenza abitativa in Sicilia, i soldi non bastano più né per fare mutuo e sempre più spesso nemmeno per affittare casa, e c'è chi come Loredana che a Palermo sarà sfrattata con il figlio di 12 anni e rischia di andare a vivere in auto. Rete ospedaliera in acque agitate. Dal Nisseno e Palermitano un movimento di sindaci porterà in regione le lamentele per il depotenziamento e la nuova distribuzione dei posti letto negli ospedali. Catania, mattinata di tensione davanti all'Istituto Comprensivo Rita Atria per la protesta di genitori e nonni degli studenti. I bagni della scuola sono chiusi da mesi per problemi alla fognatura. La preside dell'intervento per risanare rientra nel decreto Caivano, ma non ci sono tempi certi. Dress code ora anche a scuola. Al Liceo Cutelli di Catania vietate pance scoperte, canottiere, pantaloni corti. Stare tra i banchi non è come andare in spiaggia, sentenzia una circolare, ma gli studenti bocciano le nuove regole. Anche i cani di taglia più importante in cabina da domani sugli aerei in partenza dall'aeroporto di Catania. Viaggiatori largamente favorevoli. Calcio Coppa Italia, il Palermo al Friuli sfida l'Udinese per regalarsi la Juve. In Serie C Catania conferma la fiducia a Toscano con il prolungamento del contratto. Bentrovati. A Riesi dunque 4 persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di 2 fratelli nel corso di un agguato in casa. Simona Mazzone. Si è fatta luce in pochi giorni sulla sparatoria avvenuta il 10 settembre scorso a Riesi nel Nisseno, dove in casa di 2 fratelli, Roberto e Oscar Presti Filippo, ci sarebbe stato un regolamento di conti legato al traffico di stupefacenti con un vero e proprio agguato. Misure di custodia cautelare in carcere sono state eseguite per lo stesso Roberto Presti Filippo, rimasto ferito da un colpo di pistola, e per i presunti rivali, la gelese Simona Maganuco, raggiunta a una spalla da un proiettile, e altri 2, Carmelo Manuel Giorlando e Michael Giorlando. Ai domiciliari è finito Samuele Giorlando, che avrebbe fatto da palo all'esterno della casa. Maganuco e Giorlando, da quanto emerso, sono arrivati a Riesi armati di 2 pistole. I fratelli Presti Filippo invece avevano un fucile con matricola Brasa. I colpi sarebbero partiti durante una colluttazione. Le accuse per i 4 in carcere sono tentativo di omicidio e porto abusivo di armi, e solo per Presti Filippo detenzione di arma da fuoco clandestina. L'attività investigativa è scattata al momento dell'arrivo in ospedale, uno a Mazzarino e l'altra a Gela, di Roberto Presti Filippo e Simona Maganuco. Per gli investigatori la spedizione punitiva era finalizzata a uccidere Roberto Presti Filippo. I carabinieri hanno ricostruito l'intera dinamica dei fatti grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso Maganuco e Giorlando nell'abitazione dei fratelli riesini. Ancora armi. A Catania i carabinieri hanno sequestrato un fucile mitragliatore e 94 cartucce. Erano nascoste in un tombino vicino a Viale Castagnola, nel quartiere di Librino. La Procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Angelo Onorato, l'architetto soffocato da una fascetta nella sua auto il 25 maggio dell'anno scorso. La famiglia si oppone, continua a non credere al suicidio. Giusy Lazzara.
A Palermo una morte che pesa ancora, quella di Angelo Onorato, l'architetto trovato soffocato da una fascetta di plastica il 25 maggio dell'anno scorso nella sua auto. La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che avvalora la tesi del suicidio. I giudici scrivono che risultava aggravato da una situazione debitoria significativa ed era consumato dalle preoccupazioni. Difficile anche, secondo la procura, la situazione dell'azienda fondata e poi ceduta che presentava esposizioni per 1,5 milioni di euro. Ma la moglie di Onorato, Francesca Donato, non ha mai creduto al suicidio e ha consegnato agli investigatori della squadra mobile una lettera manoscritta dal marito. Nel documento, scrivono i giudici, emergevano preoccupazioni per minacce esterne e turbamenti personali non ricollegabili a terze persone in quello che appariva come un congedo rivolto alla moglie. Anche le intercettazioni che hanno coinvolto familiari, collaboratori, professionisti e imprenditori legati alla vittima non hanno dato esiti. Si sono rivelate, dice la procura, prive di contenuti concretamente utili ai fini dell'individuazione di un possibile autore del delitto. Adesso la parola passa al giudice per le indagini preliminari. Ci saranno 30 giorni di tempo per presentare le opposizioni dei legali che assistono la moglie di Onorato. Abbiamo notato dei particolari che ci inducono a ritenere che assolutamente univoco sia il fatto che Angelo Onorato sia stato ucciso. Allora ci chiediamo perché mai una persona che è solita guidare senza cintura, subito prima di suicidarsi, se la allaccia attaccandolo addirittura al sedile lato passeggero. Sulle fascette rinvenute attorno al collo e per terra, perché a quanto pare qualcuno che l'abbia utilizzata poi la perde, non vengono rinvenute impronte digitali né di Angelo né di terze persone. Sempre a Palermo finisce in tribunale lo scontro politico sui contributi richiesti agli assessori dall'ex sindaco di Avola, oggi parlamentare di Fratelli d'Italia, Luca Cannato, che adesso è iscritto nel registro degli indagati. Maglio Viola. Appropriazione indebita e falsità ideologica. Finisce nel registro degli indagati l'ex sindaco di Avola Luca Cannata, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio. La vicenda ha origine da un duro scontro di natura politica rispetto al quale adesso la magistratura dovrà verificare se esistano anche reati di tipo penale. Tutto nasce dalle denunce di un ex assessore del comune di Avola, Antonio Orlando, rilanciate nei mesi scorsi dai 2 ex esponenti della corrente di Cannata, ovvero l'altro ex assessore Luciano Bellomo e l'ex presidente del Consiglio Comunale Fabio Iacono, transitati, come Orlando, nelle fila di Forza Italia. Secondo quanto riferito dagli ex amministratori di Avola, l'allora sindaco Cannata tra il 2017 e il 2022 avrebbe chiesto di versare parte delle indennità nelle casse del partito locale. Si tratta di un importo fra i 250 e i 500 euro al mese. Il parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia ha sempre negato le accuse di finanziamento illecito del partito, parlando invece di un contributo volontario da parte dei suoi assessori per le attività del suo gruppo politico, dall'organizzazione delle manifestazioni alle cene, dall'affitto dei locali all'acquisto dei defibrillatori. Al contrario, Cannata attacca, sostenendo che l'intera vicenda è soltanto un'operazione politica per screditarlo, ordita dai suoi ex amici che hanno lasciato partito e corrente. L'emergenza abitativa in Sicilia, sempre più numerose le famiglie che non riescono non solo a pagare il mutuo, ma nemmeno ad affittare casa. E c'è anche chi, come Loredana, che a Palermo sta per essere sfrattata con il figlio di 12 anni e rischia di andare a vivere in auto. Marco Gullà. Un sacchetto di plastica come protezione per evitare che pioggia e calcinacci possano cadere in camera da letto. È una delle tante istantanee dell'emergenza abitativa. Siamo a Palermo. I dati di qualche giorno fa resi noti dall'ANCI certificano che sempre più famiglie hanno difficoltà ad affittare o comprare casa. Come Loredana, che vive in questa casa assieme al figlio e al cane, ormai parte integrante della famiglia. C'è uno sfratto in corso. Loredana non può permettersi un'altra casa. Le è stata proposta una casa famiglia, ma il cane non verrebbe accettato. Ovviamente ci cacceranno di casa, cioè so che potremmo dormire in macchina perché mio figlio non ce la farebbe allontanarsi dal suo cane, è un sostegno comunque psicologico. Nella casa di Loredana la cucina è all'interno del soggiorno, il bagno del vicino è praticamente confinante con la stanza del figlio.
Sto facendo di tutto. Quindi io ho chiesto una mano al comune perché devo ricominciare da zero. Dico momentaneamente, in attesa che si sistemi questa cosa con l'invalidità, il lavoro magari, e possa essere più libera economicamente, ho chiesto il loro supporto, non me lo hanno mai dato. Una situazione di grande emergenza abitativa. Non è solo responsabilità dell'amministrazione comunale, ma ci sono anche responsabilità che cadono a livello regionale, ma anche a livello nazionale, tagli di fondi. Sempre a Palermo la polizia municipale ha sequestrato soldi falsi, carte di credito e documenti rubati al titolare di un market che è stato denunciato. Il suo negozio rimarrà chiuso per 5 giorni. Rete ospedaliera in Sicilia, acque agitate per la protesta dei sindaci. Dal Nisseno e dal Palermitano un movimento di primi cittadini si muove per portare in regione le lamentele per il depotenziamento e la nuova distribuzione dei posti letto negli ospedali. Roberta Lunghi. Acque agitate attorno al piano della nuova rete ospedaliera in Sicilia, protagonisti i sindaci, in particolare del Palermitano con Corleone in testa e Petralia con il sindaco che si rivolge al prefetto, per i quali la bozza effettiva che è stata votata nella conferenza permanente e che ha poi incassato l'apprezzamento della giunta regionale di governo il 12 settembre è diversa da quella che era stata presentata in precedenza durante il confronto con i sindaci. In marcia verso Palermo, laddove oggi è al lavoro la Commissione Sanità chiamata a esprimere un parere obbligatorio, anche i sindaci del Nisseno. I numeri della seconda bozza mostrano una leggera modifica di circa il 4% complessivo rispetto alla prima versione. Restano di base i temi della distribuzione dei posti, laddove a depotenziamenti di alcuni ospedali corrisponde il potenziamento di altri, spesso generando accuse da parte dei sindaci e opposizioni di un meccanismo clientelare. Un caso è quello del Catanese, dove Paternò guadagna nel complesso 41 posti letto a discapito di Bronte -30, Caltagirone -12 e Militello -14. Nel Ragusano 50 posti in più a Vittoria, 36 in meno a Scicli. A Siracusa in complesso 12 posti in meno per un taglio di 16 posti fra Avola e Lentini e un +4 assegnato all'Aspe di Siracusa, dove il sistema è incentrato intorno al nuovo ospedale che ancora non esiste. Ipotizzabile che dal lavoro odierno in Commissione Salute possano emergere solo delle raccomandazioni da tenere in considerazione per il ritorno in giunta del documento prima che sia il Ministero a dare il parere definitivo. Catania, bagni inagibili per un guasto alla fognatura. Alla Ritatria l'anno scolastico è iniziato nel peggiore dei modi. Pesanti disagi per alunni e genitori. La preside Tuminia dice che l'intervento per risolvere i problemi rientra nel decreto Caivano, ma non ci sono tempi certi. Tonino De Mana. Sì, l'abbiamo vista a passo svelto, perché? Il bambino deve fare la pipì. Questa mamma è stata chiamata per un bisogno fisiologico del figlio, alunno dell'istituto Rita Atria Plesso Gramignani nel quartiere catanese degli Angeli Custodi. Anno nuovo, vecchi problemi, con i bagni della scuola chiusi per un problema alla fognatura che si trascina da diversi mesi. Mattinata di tensione davanti alla scuola dove si sono radunati i genitori e nonni degli studenti. Signora, sono le 10:20 e cosa fa qui lei? Allora, io sono una dipendente statale, dovrei essere al lavoro, ma purtroppo essendo questo problema con una certa importanza, io sono qui perché ho la paura che il bambino possa aver bisogno di andare in bagno, quindi mi devo rendere reperibile. Si deve prendere una soluzione, il sindaco deve aggiustare questa scuola, se no si chiude. Servono soluzioni, come spiega il consigliere del primo municipio Buglio. La soluzione immediata è mandare l'espurgo ogni 10 o 15 giorni. A far chiarezza sul problema ci pensa direttamente il dirigente scolastico Tuminia. Noi siamo rientrati come plesso per questo intervento importante, per degli interventi sul cortile interno nel decreto Caivano. Non sappiamo quando cominceranno questi lavori, ma sappiamo che fino a quel momento periodicamente dovrà intervenire lo spurgo. Il problema sono i tempi e la burocrazia. Di certo l'anno scolastico non è iniziato nel migliore dei modi. Dress code ora anche a scuola. Al Liceo Cutelli di Catania vietate pance scoperte, canottiere, pantaloni corti, abiti succinti. Stare tra i banchi di scuola non è come andare in spiaggia, sentenzia una circolare, ma gli studenti bozzano le nuove regole. Desiree Ferlito. È una ciabatta che fa dire questo è uno studente scarso.
Ma secondo me no. Sobrio, decoroso, consono, 3 aggettivi per definire come dovrebbe essere il dress code per sedersi tra i banchi di scuola. Secondo me la pancia di fuori è consona anche per andare a scuola, ovviamente non in modo esagerato. Si sta esagerando un po', più che altro perché si incomincia a scuola troppo presto e con tanti gradi. Ho caldo, quindi mi vesto così comunque. C'è chi esagera e chi viene veramente con le ciabatte, c'è chi viene con i pantaloncini, c'è chi viene con le magliette molto corte. Non ci sono climatizzazioni in classe, non ci sono condizionatori. Dopo il dépliant circolato all'Istituto Pugliatti di Taormina, che ha fatto molto discutere per le X sugli abiti banditi, altri istituti hanno sentito l'esigenza di rimarcare il concetto con una circolare. Al Cutelli di Catania si ricorda testualmente agli studenti che la scuola non è uno stabilimento balneare. Sia giusto che ci siano dei limiti perché comunque la scuola è un luogo istituzionale. Tutti abbiamo caldo, per carità, però si soffre, saranno i primi 10-15 giorni. Vietate minigonne, pance scoperte, tacchi, infradito, jeans strappati. Nel mirino dei bacchettoni finiscono quasi sempre le ragazze. Tantissime le scuole che vietano anche unghie troppo lunghe, capelli troppo colorati o trucchi pesanti. Non ha senso. Se non le faccio più corte non sono più intelligente. No, abiti succinti, ma perché qualcuno viene in abiti succinti? Vi risulta questa cosa? Sì. Contrario alle circolari sul dress code è il Codacons, per il quale si rischia di limitare la libertà degli studenti. È una questione di decenza, ribatte il presidente dei presidi di Roma, Mario Rusconi. La scuola è un luogo sacro. Veniamo tutti, maschi e femmine, gonne, top, ciabatte e calza lunga, calza lunghissima. Applauso! Grazie ragazzi. Ale. Da oggi cambiamenti in vista anche per chi viaggia con il cane in aereo. Grazie a una iniziativa ENAC, i nostri amici a quattro zampe, anche quelli di peso superiore ai 10 kg, potranno viaggiare in cabina. Nuove regole che sono state accolte a Fontanarossa tra i primi aeroporti favorevoli a questa novità. Simona Mazzone. Lontani dalle uscite di emergenza e dai passeggeri allergici al loro pelo. Basta seguire alcune regole e da oggi sarà possibile portare con sé in cabina e non più in stiva gli amici animali, grazie ad un'iniziativa ENAC recepita anche dall'aeroporto di Catania. Ed è già partito il primo volo ITA, la prima compagnia ad aver accolto la nuova linea guida. Anche i cani di grossa taglia del peso di un viaggiatore medio, 70-80 kg, potranno dunque sedersi comodamente accanto ai passeggeri, ma in trasportini omologati. Regole ben precise ai controlli di sicurezza. Adesso dovranno portare con sé anche una documentazione che attesti il microchip, le vaccinazioni fatte, l'antirabica eccetera eccetera e poi predisporsi nella maniera opportuna prima dei controlli. Una misura accolta con soddisfazione dai proprietari degli animali. Sono sempre stata frenata dal fatto di non poterlo portare con me, anche perché in stiva non starebbe, quindi sì, sicuramente è un'ottima cosa. Non sono partita anche per questo, perché praticamente io per il mio cane è come se lasciassi un figlio nella stiva, non esiste. Qualcuno, seppure soddisfatto, non porterà comunque il proprio cane. Purtroppo lui è in una stazza abbastanza importante, quindi normalmente non lo porto mai in viaggio con me e non gli farei neanche comunque affrontare un viaggio in aereo. Non lo chiuderei in un trasportino per portarlo in aereo. E qualche contrario. No, non sono d'accordo. Perché? Potrebbero dare fastidio a qualcuno. Mentre loro, i protagonisti di questa storia, sembra che gradiscano. Tu sei d'accordo? Cambiamo argomento, voltiamo pagina. I vescovi siciliani vanno in missione in Tunisia. Obiettivo: rafforzare i rapporti di collaborazione, conoscenza e scambio tra le Caritas dei territori che sono affacciati sul Mediterraneo. Adelaide Barbagallo. Visita in Tunisia dei vescovi siciliani, una terra dalle profonde disuguaglianze sociali, con bambini che vivono in strada, povertà assolute dalle cui sponde partono tanti migranti. L'obiettivo è la collaborazione tra la Caritas siciliana e quella tunisina. Quest'ultima è impegnata nei settori dell'educazione e formazione, della sanità e della promozione della cultura. I volontari nei quartieri popolari molto degradati fanno visita ai migranti nelle carceri, distribuiscono abiti, forniscono cure mediche. In questo contesto i vescovi siciliani, attraverso la Caritas regionale, hanno avviato una collaborazione. Pensiamo di sviluppare qualche cosa che riguarda i giovani, la loro formazione, la loro educazione, il mondo del lavoro, come anche quello delle famiglie, e cercare di toccare anche i temi di aiuto
sempre di più alla possibilità di collaborazioni tra i due mondi. Una chiesa piccola, circa 30.000 fedeli, quella tunisina, che vive in mezzo a una popolazione di 12 milioni di abitanti. La visita si inserisce nel contesto delle attività che la diocesi di Mazara e diverse diocesi di Sicilia hanno avviato ormai da diversi anni. Il progetto adesso potrebbe coinvolgere anche la regione siciliana per iniziative a beneficio del Mediterraneo e della Tunisia. Torniamo a Catania, dove la musica incontra la danza e le arti marziali. Sword of Wisdom, spada di saggezza. È lo spettacolo andato in onda al Teatro Romano con le percussioni degli U-Theater, principale gruppo asiatico rinomato per le esibizioni che fondono percussioni, arti marziali e acrobatica. Guardate con Orazio Longo. Da un lato la pietra lavica, dall'altro il mare, in mezzo la musica, quella della compagnia taiwanese U-Theater, che unisce la forza delle percussioni alla danza e alle arti marziali, ispirandosi ai versi buddisti che raccontano il cammino del guerriero illuminato. Spada di saggezza, Sword of Wisdom, in inglese il titolo dello spettacolo, apprezzato al Teatro Romano di Catania nell'ambito del Maranzano World Fest. U-Theater è stato fondato nel 1988 dando vita a uno stile performativo riconosciuto in tutto il mondo. Per suonare un tamburo bisogna prima imparare a meditare, e la convinzione che sta alla base del programma di formazione del gruppo, attraverso la fusione di culture orientali e occidentali con l'idea di superare i confini dell'antichità e della modernità. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che nel pomeriggio sarà in campo per la Coppa Italia e il Catania che rinnova la fiducia a Toscano. State con noi, vi aspetto. Calcio, sfida di Coppa Italia nel pomeriggio per il Palermo che al Friuli incontrerà l'Udinese. Chi passa il turno se la vedrà con la Juventus agli ottavi. Marco Gullà. Il teatro è quello del Friuli, uno stadio di Serie A. Di fronte c'è l'Udinese, in ballo c'è la Juventus. Il Palermo oggi pomeriggio torna in campo per affrontare i friulani nei 16esimi di Coppa Italia, una sfida affascinante e al contempo difficile, considerata la caratura di una squadra come l'Udinese che ha anche vinto a Milano contro l'Inter. Partita secca, chi vince passa. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore. Quando giochi contro una squadra di Serie A così forte devi fare la classica parità perfetta. Però noi siamo consci delle nostre possibilità, penso che sia un jolly da giocarci, è chiaro che passando potremo andare a giocare allo Juventus Stadium, sarebbe bellissimo per noi, per la nostra gente. Daremo tutto noi stessi e speriamo di fare una grande partita. Sarà un Palermo diverso quello che oggi sfiderà l'Udinese, ampio turnover anche perché l'obiettivo è il campionato e sabato i rosanero giocheranno al Manuzzi contro il Cesena. Probabile formazione, in porta ci sarà spazio per il titolare Joronen, difesa con Pierozzi, Pede e Veroli, Giasi, Gomez, Blen e giovane a centrocampo, Leduaron e Vasic a supporto di Corona. Fischio d'inizio alle 18:30. Vigilia del turno infrasettimanale in Serie C con il derby fra Trapani e Catania alle porte, ma la notizia del giorno è il rinnovo del contratto a mister Toscano, Francesco Triolo. Un segnale di fiducia, un messaggio che la strada è quella intrapresa e indietro non si torna. Il Catania ha prolungato il contratto all'allenatore Mimmo Toscano sino al 2027. L'annuncio è arrivato dal presidente Ross Pelligra che si è detto convinto che torneremo presto a vincere le partite come inizio campionato. Una cosa che fa enormemente piacere, è una cosa che avevamo parlato già quest'estate, si aspettava solo il momento per ufficializzarla, a dimostrazione della stima e della fiducia reciproca e della unità di intenti di raggiungere gli obiettivi insieme. La sconfitta di Cosenza e il pari col Sorrento, così come maturato, impongono di tentare qualcosa di diverso. Toscano
Squalificato 2 turni dopo le proteste contro i campani, sta lavorando su più aspetti, quello di un cambio di modulo andando sul 3-5-2, mantenendo così il suo caposaldo e la difesa a 3 e avanzando Cicerelli al fianco di Forte, oppure cambiare volte e giocare col 4-3-3, operazione che potrebbe essere fatta anche in corso di gara se Donnarumma e Casasola arretrassero il loro raggio d'azione sulla linea difensiva. Un Catania multiforme, insomma, per avere maggiore imprevedibilità e dare meno punti di riferimento agli avversari. Toscano deve fare i conti anche con gli infortunati. Nessuno dei 6 che ha saltato la partita di domenica potrà essere recuperato. L'unico con qualche possibilità sembra essere proprio Donnarumma, anche se è difficile rivederlo in campo dal primo minuto. In casa Trapani c'è molta attesa per il derby contro il Catania. I Granata, che ormai hanno recuperato la penalizzazione di 8 punti e che sono reduci al pareggio di Altamuro, dovranno fare a meno per l'infortunio del difensore Nicoli e dell'attaccante La Sorsa. L'allenatore Granata, Totò Aronico, in compenso recupera sia il difensore Negro che l'attaccante Fischnaller. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.